Ciao ragazzi, qui ci troviamo in un vigneto di pergole, che le pergole sono appunto quelle che diciamo hanno una specie di tetto, ecco. E diversamente dai filari che possiamo passare a tagliarli con la cimatrice, come potete vedere nel video che vi lascio qui sopra, le pergole appunto dobbiamo passarle tutte a mano. In pratica c'è una forbiciona grande, ok, e noi passiamo e tagliamo tutti questi rami qui che vengono all'interno, questo qua sopra, andando avanti di là, e in generale ecco anche di qui vedete in quanto vengono in fuori, mentre appunto nei filari, come vi dicevo, si può passare con la cimatrice, di qui invece bisogna passare a mano. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a prendere la forbice per tagliarli. Eccoci qui, forbicione presa. Allora vi faccio vedere un po' come funziona. In pratica se si preme qui si può allungare e accorciare, vedete, ecco così, e se no si può tenere tutta lunga in questo modo qua, senza fare tanto sforzo, si arriva bene anche a tagliare sopra, ecco. Questo è un lavoro abbastanza semplice, adesso vi faccio vedere come si fa. In questo modo qui bisogna passare ecco, avete visto ragazzi? Allora in questo modo qui in pratica devo passare tutte queste pergole qua dalla parte di qui e anche dalla parte di là, ecco vedete qua è tanto folta e anche di qui c'è da tagliare un bel po'. Quindi allora intanto metto un po' di musica o ascolto qualche podcast. Dai, fatemi sapere anche voi se magari mentre lavorate ascoltate la musica o qualche podcast. Io ascolto molta musica, ma soprattutto anche i podcast, magari aria, ce fai aria. Allora dicevo, io ascolto molta musica, ma soprattutto i podcast legati magari all'astronomia e alle scienze naturali eccetera, che mi piacciono molto, sono molto interessanti. E adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a tagliare. Ecco, allora abbiamo tagliato il primo filare di pergole e adesso è molto più ordinato al centro, vedete non ce ne sono più che vengono fuori, e adesso andiamo avanti con il secondo. Il secondo è un po' più impegnativo, guardate qua, ecco. Ok, allora adesso vi porto con me e tagliamo questa parte qui più esterna e quindi partiamo. Ok, fatta anche questa parte qua. Allora adesso io proseguo il lavoro, però prima vi faccio vedere il livello di maturazione dell'uva, guardate qua. Ok, addirittura vedete ci sono alcuni acini che sono hanno già preso colore, quindi è una maturazione molto veloce quest'anno. Anche qua guardate, cioè molti acini hanno già preso colore, guardate qua. Qui probabilmente inizieremo a vendemmiare verso fine agosto. Di solito si inizia tra fine agosto e inizio settembre, quindi probabilmente fine agosto quest'anno inizieremo. Comunque lo vedrete sul canale, insomma. Allora adesso proseguiamo, metto il video velocizzato perché questo è un lavoro abbastanza ripetitivo e quindi via. Ok dai, allora adesso abbiamo fatto 2-3 file, quello che abbiamo fatto, e io proseguo. Adesso sono le 16:37 e vediamo quanto tempo passa. Allora, facciamo così, vi dico anche i passi che ho fatto. Allora ho fatto 4800 passi e vediamo a quanti passi arrivo in totale questa sera.
Bene ragazzi, allora abbiamo finito tutto. Guardate che belle che sono adesso, ordinate. Di qui, tutte belle ordinate. Vedete, siamo passati un po' dappertutto. E adesso sapete cosa facciamo? Andiamo a casa e ci rinfreschiamo. Ah, prima di uscire dal vigneto mi sono dimenticato di dirvi che ore sono. Allora sono le 17:19 sono le 17:19 minuti e ho fatto 8085 passi in totale, quindi insomma una bella camminata insomma. E quindi adesso ritorniamo a casa come dicevo prima. Sto facendo il video, no? Saluta la telecamera. Ti saluto. Cosa stai facendo? Ti serve una mano? Portarla la roba? No. Lasciala lì che la porto io se vuoi. La porto là dalle galline. Va bene, dai. Bene ragazzi, allora adesso devo portare queste cose dal nonno. Il lavoro che avete visto è stato abbastanza semplice e cioè una cosa abbastanza monotona, che però appunto bisogna fare un bel po' di volte anche durante il periodo estivo, altrimenti i tralci crescono troppo e il trattore poi non riesce più a passare all'interno delle pergole. Anche questa avventura è finita e ci vediamo alla prossima puntata. Ho appena finito, questa è l'ultima scena quasi.